Ciao a tutti amici di Matto Scacco, bentrovati. Quest'oggi è un giorno fantastico scacchisticamente parlando, molto interessante, perché quella che vi propongo quest'oggi è una partita molto bella, considerata da molti la partita più bella del 2023. Prima di entrare nel dettaglio, cercare di farvi capire o dimostrarvi per quale motivo è stata considerata la partita più bella, vi dico che è iniziata con E4 e con il bianco abbiamo un maestro internazionale parecchio forte, prossimo al titolo di grande maestro, ossia Marcos Camacho, che con 2470 punti affronta la maestra internazionale dall'Azerbaijan e Fataliyeva Oliva di 2390 punti. Perché questa partita è stata considerata la più bella? Perché all'interno ci sono dei colpi di scena, dei sacrifici, delle... Ok, non voglio dire altro, altrimenti qualcuno dirà o commenterà hai spoilerato abbastanza, grazie mille per avermi rovinato il video, ma non sarà questo il caso. La partita è stata considerata tra le più belle semplicemente perché ha creato l'attenzione su Twitter di diversi giocatori professionisti che hanno visto questa partita e hanno detto guarda, attualmente è la più bella, tra di loro diversi 2700 punti che si sono dibattuti in questo duello di Twitter proprio su questa partita. Entriamo dunque nel dettaglio, E4, E5, cavallo E3, cavallo C6 e fino a qui tutto molto normale e tranquillo. E difatti il bianco continua con alfiere qui in C4 e cavallo F6 è una delle continuazioni più frequenti. È chiaro che cavallo F6, mossa molto interessante e ovviamente attacchiamo il centro, permette una linea tagliente quale cavallo G5. A quel punto senza avere più un punto di ritorno, il cavallo è pronto in coordinazione con l'alfiere a entrare su F7 e il nero come unico modo, come unica strategia per difendere, non avrà di meglio che spingere in D5. A questo punto il bianco ovviamente prenderà di pedone, il nero ha diverse possibilità, tra cui catturare di cavallo vorrebbe dire entrare in questa linea molto tagliente con il sacrificio del cavallo in F7 che vi rimando un altro video dove viene analizzata questa posizione e dovreste cercare altre partite commentate dove vedevo un po' più nel dettaglio proprio questa cavallo per F7. Però è una posizione complicata, ma è una posizione complicata per entrambi. L'equilibrio da una parte vede un pezzo in più per il bianco, dall'altra un re del nero che è chiaramente parecchio esposto. Dunque il bianco vuole evitare la preparazione teorica del nero perché il nero se entra qui e se il nero è un giocatore professionista o semi-professionista ovviamente saprà come proseguire. Il bianco ha giocato la semplice e più solida D3. Se mi dovessero consigliare cosa gioco in questa mossa, io senz'altro vi direi D3. La partita continua, alfiere C5, a rococò e a questo punto D6. E qualcuno dirà, beh, io ho così tanta esperienza nell'apertura italiana che quando mi permettono di inchiodare, inchiodo subito il mio avversario. Corretto, se non fosse che pericolo, se lui non ha roccato, ricordate che questa inchiodatura è molto rischiosa perché il nero inizia a spingere i suoi pedoni in avanti, non teme i vari sacrifici tematici, semplicemente perché questo re non arroccherà a corto ma si nasconde dall'altro lato. A questo punto l'alfiere sarà sinonimo di controgioco perché immaginate che nel giro di qualche mossa il nero porterà una torre in G8 che insieme all'altra torre sorella, la torre in H8, chiaramente tutto contro l'arrocco corto del bianco. Se a questo aggiungiamo di avere un pezzo in meno, ovviamente non sarà stata una grande partita. Quindi se non posso inchiodare perché rischio di essere attaccato dai pedoni, devo fare una mossa utile C3. Ops, eccola qui. C3 la mossa della partita che si propone la spinta centrale in D4. A rocco corto adesso sì che posso inchiodare, così come è vero che se inchiodo io mi inchioda lui. E allora è necessario utilizzare una spinta di pedone per evitare l'inchiodatura del nostro avversario. A5 sulla scacchiera, torre 1 inizia a preparare la spinta in D4. La torre è importante che si trovi in E1 per tenere sotto controllo il pedone centrale dalle possibili minacce e controgiochi del cavallo. Alfiere 6, alfiere B5, guardate che interessante, adesso vi do un altro consiglio, un'altra tips, un altro consiglio pratico. L'alfiere è in E6, se noi lo cambiamo interverrà la sua torre. Pericolo perché se il nero ha abbastanza esperienza, questa situazione la gestirà
nel migliore dei modi, cercando di coordinare, come vedete, la torre e l'alfiere insieme sul punto F2. Al nero non resta altro che liberare spazio su questa colonna, quindi questo cavallo dovrà andare via, così come questo del bianco. In partita, dopo alfiere 6, Camacho Marcos ha giocato alfiere B5 e dopo alfiere 7, che si sottrae a D4 guadagnando un tempo, ha deciso di cambiare. E questa è una posizione principale dell'apertura italiana, se non fosse che alfiere per C6 si considera novità. Per quale motivo? Perché nei vari database non ci sono tantissime partite, o comunque sia con questa sequenza di mosse, non ci sono partite tra giocatori professionisti. Ed è molto difficile, perché immaginate quante partite si giocano ogni giorno e quanti professionisti hanno esplorato questa apertura. Pedone per C6, D4, pedone per D4, cavallo per D4. E questo è il primo punto, il punto più importante a mio avviso del mediogioco, perché una spinta naturale come C5 creerebbe una situazione divertente, perché si crea uno squilibrio che potrebbe essere questa: io ti cambio, tu mi cambi, ti sacrifico un pedone e quando tu mi chiudi io spingo. Questa posizione si dice che sia vantaggio strategico importantissimo, forte per il bianco, semplicemente perché questi pedoni sono tutti brutti e quest'alfiere è chiuso. Quindi salutiamo presto quest'alfiere che lascerà il resto della partita come uno dei non protagonisti. Tornando dunque a quello che si è verificato in partita, dopo cavallo per D4, la cattura in C6 è un problema e allora l'alfiere torna indietro. Alfiere G5, adesso sì che inchiodo, H6, alfiere H4 mantenendo l'inchiodatura, pericolo, G5 è possibile, però è comunque una mossa pericolosa in questo momento, perché i pedoni dell'arrocco sono pedoni importantissimi, soprattutto se ne abbiamo già mosso uno. Torre 8, cavallo D2, G5, alfiere G3. Questa è la partita dove vediamo che a questa struttura pedonale possono venire idee molto interessanti per il bianco, tipo H4, F4, quindi aggredire questa struttura pedonale perché la consideriamo debole. Il cavallo del bianco salta in C4, dunque donna E7, a questo punto E5 per prendere spazio. E5 è chiaramente un modo per attivare rapidamente i tre pezzi che, come da freccia, come vedete, sono tutti coordinati al centro e dal centro è un attimo, puff, per portarli sul lato di re. D5 chiude tutto, il cavallo in E3 inizia la sua marcia, la sua manovra verso il punto F5. Donna F8 sulla scacchiera, donna H5 per attaccare questo pedone, o comunque sia la donna inizia a creare minacce pericolose con un cavallo che possa andare al centro, e allora non resta altro che semplificare. Alfiere per D4, pedone cattura, donna G7, torre C1. Non so che fare, miglioro la torre. Non so che fare, miglioro la torre. Il punto B2 è sotto attacco, questo pedone deve essere difeso da qualcuno, ci sono tre possibilità, ve le mostro tutte e tre. Lo difendo di alfiere, lo difendo con questa torre, oppure lo difendo spingendo il pedone. La migliore difesa è cercare di non indebolire la struttura pedonale, e questo è un consiglio sempre valido, quindi se abbiamo un'alternativa alla spinta del pedone, gioco l'alternativa. E perché questa torre e non quest'altra? Perché la torre in C1 abbiamo dato il ruolo di attaccare sulla colonna C. Se invece il bianco avesse deciso di giocare B3, non è da escludere che il nero poteva continuare con A4. Se tu mi attacchi, la mia torre va in una posizione attiva e parecchio forte. Quindi, tornando in partita, dopo torre 2, F5 è la mossa che è stata giocata. E ovviamente vedete due punti interrogativi. I due punti interrogativi significa che F5 è un errore grave, un errore importante dal quale se si gioca bene non si può più tornare indietro. Marcos Camacho, giocatore creativo, continua con torre per C6. Sacrificio di torre, la minaccia immediata è torre G6 e a questo punto, dopo alfiere 6, o meglio, in caso di alfiere per C6, che è la mossa della partita, il cavallo interviene attaccando la donna, tempo importantissimo attaccando il punto H6 e dunque cavallo F6. Prima di vedere come è andata in partita vi mostro una variante divertente. La donna si sposta in F8 e la mossa istintiva, che sembrerebbe essere cavallo per H6,
realtà è una mossa sbagliata qui, perché lui si nasconde in H8, da bianco abbiamo comunque iniziativa, stiamo giocando contro un re all'angolo, lo so, lo sappiamo, abbiamo idee sempre di entrare e attaccarlo con il cavallo, forse con l'alfiere, però abbiamo perso un momento importante, ci è sfuggito qualcosa. La mossa corretta qui sarebbe donna G6, ti spingo verso l'angolo e a questo punto la spinta liberatrice del mio pedone, il pedone va in avanti, in realtà il pedone non vuole andare in avanti ma vuole lasciare la casa libera all'alfiere. Sei alla ricerca di una scacchiera in legno professionale? Vienici a trovare su mattoscacco.com, scoprirai le nostre scacchiere artigianali da torneo. A quel punto ci sarebbe matto. In partita il nero forse qui si è già accorto di star peggio, di aver perso, infatti ha iniziato a pensare tanto e ha giocato cavallo F6. Cercare di restituire materiale è quasi sempre il modo migliore per proseguire. Cavallo per H6, la mossa di Marcos, re H7 e a questo punto pedone per F6. Su pedone per F6 è chiaro che su donna per F6 alfiere 5 darebbe abbastanza controgioco, o cavallo G4 chiaramente sarebbe la mossa decisiva vincente. Scacco di scoperta, sposta il cavallo, ti attacco, a quel punto non c'è più modo di tornare indietro. Donna per H6 è il punto critico, perché il parziale dice 1, 2, 3 pezzi contro una torre in più per il nero. Pericolo, posizione difficilissima. Donna F7 sulla scacchiera, il re si sposta, quindi torre E7. La partita è andata proprio in questo modo, la torre è andata in E7 con idea di limitare la donna del nero qui in H6 e chiaramente se proviamo a scacciarla con torre F8 saremmo soggetti a donna G7. Molto bene per il bianco perché ti cambio le donne con un pedone che è pronto a promuovere e dopo questa promozione il pedone C7 lascia la scacchiera e magicamente dal nulla abbiamo ben 3 pedoni in più. È vero che sono alfieri di colore contrario, però sono 3 pedoni, tantissimo. Quindi, dopo donna F7, re H8, torre qui, il pericolo di giocare torre G8, donna G7 è così grande che il nero ha deciso di giocare torre G8 e a questo punto alfiere 5. Da lontano si dice che l'alfiere a raggi X punti il re avversario. La partita è andata così con torre B6 e adesso la mossa spettacolare, molto bella, che porta al matte in 4, invisibile, donna H5. Una donna che non è difesa da nessuno e quindi cosa accade dopo la cattura? In questa posizione la giocatrice con il nero, Fatalieva, maestra internazionale, ha deciso di arrendersi perché sulla cattura seguirebbe scacco di scoperta, il re si sposta e a questo punto la promozione a cavallo porta a uno scacco doppio, è uno scacco matto finale molto bello di torre. Guardate che carina questa configurazione. 3 pezzi, non i pezzi più forti, coordinati insieme, l'unione fa la forza, lo scacco matto esiste. Rivediamola, quindi E4 e 5, apertura italiana, gioco piano, che sembra tutto molto lineare, facile, chissà quante volte l'avete visto, e dopo torre 1, alfiere 6, alfiere B5, l'idea del bianco, la novità. Volete sorprendere il vostro avversario? Provate questo alfiere per C6. Pedone per C6, pedone D4. A questo punto, dopo la cattura, porterete un cavallo in avanti e quando lui difenderà, che sarà la scelta migliore, siamo già pronti per inchiodarlo. Grande sorpresa, anche perché qui il nero sta giocando al tocco, come direbbero, ossia non sta pensando nulla per ottenere questa posizione, il nero non ha pensato niente, il bianco sì. H6, alfiere H4, torre 8 ti attacco, manovra di cavallo e a questo punto, dopo cavallo C4, il nero ha iniziato a pensare, probabilmente si è accorto che stava giocando un po' troppo frettolosamente. Donna 7, pedone 5 e dopodiché il cavallo, la cavalleria inizia a manovrare per l'occupazione della casa centrale, ma prima la donna si sposta in H5. Rivediamo dunque la parte finale, dove dopo F5 che vuole provare a vincere, torre per C6 spegne i sogni di gloria, infrange i sogni di gloria del nero e su questa splendida combinazione la partita si conclude. Pedone per F6, donna si sposta, rete di matto con la mossa gioiello finale, donna H5.
La partita si è conclusa in questo modo, con lo scaccomatto che avete visto. Spero che questa partita vi sia piaciuta, a me tantissimo. Mi raccomando, se avete dubbi commentate e seguite i canali di Matto Scacco. Appuntamento alla prossima. Ciao a tutti.